Ben trovati. Salutiamo anche Chiara, giusto? E un saluto a tutti, anche quelli che sono collegati in diretta. Due dati, come al solito: 112.000 tamponi ad oggi, quindi si procede, si continua con la partita dei tamponi. Abbiamo circa 20.000 persone isolate, sono 20.275 persone in isolamento. Questa è un po' la caratteristica del Veneto, no? I tamponi, l'isolamento, eccetera, dei quali 9.625 positivi. Ecco, sulla positività volevo dirvi, vedrete nei prossimi giorni che aumenteranno il numero di positivi. Aumenteranno semplicemente per un fatto che abbiamo ormai 8-10.000 tamponi bloccati a magazzino nei frigoriferi, che sono tamponi fatti anche 4, 5, 6, 7 giorni fa, in virtù del fatto che i reagenti languono, quindi mancano reagenti, mancano i kit reagenti. I ricoverati sono 2.068 e abbiamo un calo dei ricoverati di 14 unità, se non ricordo male, 14 ricoverati in meno, 350 in terapia intensiva, anche qui c'è un calo di 2 persone in terapia intensiva, se non ricordo male, 473 persone che hanno perso la vita, quindi morti, eccolo qua, 902 dimessi, 95 nati. Allora, capite da soli che i dati cominciano a muoversi nella maniera giusta, il che non vuol dire che dobbiamo, come si può dire, abbassare la guardia. Vuol dire che al momento la situazione è sotto controllo, e con delle preoccupazioni, con dei focolai che abbiamo, che sono evidenti, che sono la grande preoccupazione delle case di riposo, che continuiamo a tamponare, nel senso che continuiamo a screenare, come si dice, a testare. Sono arrivati stamattina fra l'altro anche i kit rapidi, quindi i test anticorpali, che non sono la stessa cosa dei tamponi, ma possono essere sicuramente validi per degli screening in condizioni nelle quali comunque ci possono essere soggetti sintomatici almeno da 5 giorni, e comunque ci saranno anche per testare eventuali reazioni anticorpali postume. Detto questo, case di riposo, la situazione del Veneto che stiamo seguendo, di certo non siamo nelle giornate nelle quali avevamo 18-20 persone al mattino e 18-20 persone alla sera che entravano in terapia intensiva. Siamo pronti a tutto, anche al peggio. Abbiamo allestito le 825 terapie intensive, ne stiamo allestendo altre. Crediamo che comunque non bisogna, sia assolutamente certo che non si debba abbassare la guardia. Oggi è un dato che comincia a essere positivo, ma un dato da solo non dà una tendenza. Un dato da solo, lo dico ai cittadini che sono a casa, non dà una tendenza. Perché abbiamo questa situazione? Perché la prima cura contro il coronavirus sono i veneti. I veneti sono stati bravi, sono stati eccezionali. Ho appena sentito anche un quarto d'ora fa il ministro Speranza, con il quale parlavamo della situazione del Veneto, e c'è notizia ormai che loro faranno ovviamente il nuovo DPCM, il nuovo provvedimento. Noi confermiamo che appena sarà uscito, pur avendo, come si dice, una base giuridica decisamente complessa, ma comunque abbiamo già preparato e scritto un'ordinanza restrittiva per confermare le misure in essere e anche per alcune novità. Siamo convinti che se riusciamo a tenere, se riusciamo ancora a soffrire un attimo, considerate che il governo ha già annunciato anche in Parlamento che vuole prorogare di fatto le misure ancora, e se noi riusciamo a ottenere, ieri ho ringraziato i ragazzi e li ringrazio per tutti i messaggi che mi hanno mandato
Io penso che la forza di questa battaglia contro il coronavirus siano i ragazzi, gli studenti, gli adolescenti, tutti coloro che sono a casa a soffrire più di tutti, e sarà una medaglia che i giovani si metteranno al petto di dire: ma io ho fatto la battaglia contro il coronavirus. Cioè, abbiamo ragazzi che sono, vi dicevo ieri, uno dei messaggi: sono chiuso in casa da 3 settimane all'8° piano. Questa è la storia. E allora io penso che sia fondamentale non abbassare la guardia. Nel frattempo andiamo avanti, come vi ho detto, sempre con i tamponi. Oggi la nostra capacità di tamponi e quindi di politica di isolamento è di circa 11.000 tamponi al giorno. Il nostro benchmark è 20.000, però abbiamo il grande fattore limitante dei reagenti. Forse una buona notizia c'è, perché oggi, parlando con il dottor Rigoli, che è il coordinatore ci fa da coordinatore con le microbiologie, oggi ci ha detto che forse il brodo ha preso forma, nel senso che il reagente prende forma e quindi potremmo avere qualcosa di fatto in casa. I test rapidi che sono arrivati e stanno arrivando, vi ricordo che abbiamo comprato 700.000 test rapidi, e questi ovviamente ci serviranno per fare, secondo un protocollo, screening su dipendenti ovviamente associati ai tamponi e case di riposo principalmente, poi ovviamente per quello che riguarda secondo il piano di sanità pubblica, ovviamente tutti coloro che sono a casa, che entro 5 giorni debbono avere il test. E poi i test finali, vi ricordo, dati dal fatto che noi dobbiamo avere i 2 tamponi negativi per chiudere la partita col sintomatico. Infine c'è il test sierologico, quindi prelievo del sangue, Università di Padova, professor Plebani, Università di Verona, professor Lippi, che è la frontiera più avanzata. Anche lì siamo pronti con la fase sperimentale, ma mi dicevano che abbiamo acquistato 100.000 kit per farlo veramente su vasta scala, e questo lo presenteremo quando appunto si sarà affinato. In generale la situazione è una situazione complicata. Sicuramente, come vi ho detto alla fine della scorsa settimana, all'inizio di questa è una settimana cruciale. Questa settimana ci dà una direzione. Noi non possiamo abbassare la guardia. Qualcuno potrebbe dire: ma se c'è qualche dato positivo basta? No, non basta proprio. Il che non vuol dire che dovremmo restare chiusi in casa per i prossimi mesi, ma vi dico che dovremmo avere le attenzioni maggiori in questo breve periodo. Non posso non citarvi, lo si legge sulla stampa straniera, immagino che ormai sia anche, come si può dire, notizia nazionale, sulla stampa nazionale io non ho letto, l'ho letto sulla stampa straniera, il caso Hong Kong. Hong Kong fa la quarantena, la fa severa, libera dalla quarantena i cittadini di Hong Kong e si ritrova a dover rifare la quarantena per la troppa velocità nel aprire, e soprattutto io aggiungerei nell'aprire senza un criterio, perché comunque noi non possiamo pensare a ripartire da zero con un nuovo processo, cioè questo è quello che vogliamo evitare. Una volta che si apre punto e basta. E quindi dovremo anche, e ci stiamo già ragionando, stabilire delle regole per come eventualmente riaprire, ma non sono cose che si discutono ovviamente questi giorni e decisamente non prima di Pasqua. E Avigan è uno dei prodotti che stiamo per testare, non so in italiano si dovrebbe dire più esattamente, siamo in procinto di testare. Voi sapete che AIFA ha approvato il protocollo di sperimentazione. Noi siamo stati i promotori di Avigan, no? Voi sapete che hanno detto: Zaia guarda i social e adesso decidono i social. No, decide AIFA, che ha deciso di fare la sperimentazione, che è la realtà che valida tutte le sperimentazioni. Noi stiamo già sperimentando altri 6 farmaci. Però guardate, è talmente innamorata sta storia dell'Avigan che in Giappone, ve lo dico, lo troverete in pagina domani o dopodomani sulla stampa nazionale,
hanno iniziato la somministrazione a tutti i giapponesi. Quindi Avigan lì lo stanno somministrando. Quindi dico, perché non sperimentarlo? Noi siamo i primi candidati a sperimentarlo, spero che ci arrivi quanto prima il prodotto dalla Fuji, che è l'azienda che è titolare di Avigan, e in maniera tale che si possa testare. E infine voglio dirvi due robe, poi vi lascio per le domande. Con le donazioni, ne ho una di grossa in arrivo, però vi dico già che ne abbiamo raccolto 18 milioni e mezzo di euro. E considerate che non sono con un click al computer o con l'invio di un SMS, ma sono con quella schifosissima procedura di scrivere questo mega numero di IBAN e andare lì anche a rompersi le palle per fare magari il versamento di 5 euro, di 1 euro, di 10 euro. Quindi ringrazio tutti. E non posso non ricordare che abbiamo avuto, voglio ricordare almeno i più grandi, Ennio Doris 5 milioni di euro, magari poi vi do una distinta, la famiglia De Longhi che ne ha versati 3, San Benedetto e Irca, quindi la famiglia Zoppas, Enrico e Franco ne hanno versato 1 milione di euro, Fassa Bortolo SRL ha versato mezzo milione, Rino Mastrotto mezzo milione, Cereal Docs mezzo milione, i fratelli Lando, quelli dei supermercati 300.000, il Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano 250.000, Biasuzzi 200.000, la SPAC altri 200.000 e poi gli altri ve li ricordo i prossimi giorni perché ce ne sono altri, mi fermo ai 200.000. Quindi 18 milioni e mezzo di euro raccolti, continuate a versare, grazie, abbiamo ricevuto, che non sono contabilizzate qui, una donazione da 1 milione, un'altra donazione da 1 milione e poi abbiamo in canna anche una da 7 milioni. Sì, 7 milioni, non ho sbagliato la cifra. E non finisce qui, nel senso che è tutto dedicato al coronavirus, cioè i cittadini che versano sappiano che noi siamo già a oltre quanto? 82? 92 milioni di euro già di soldi spesi per test, tamponi, respiratori, mascherine e altri dispositivi. Infine, no, questo non c'entra niente. Infine volevo dirvi, mi ero portato delle carte, si gira sta roba, ci è stata segnalata con la Regione del Veneto, azienda ospedaliera di Padova, poi c'è anche uno stemma dell'università, eccetera, dice a tutti i cittadini di stare in casa perché passeranno per farti il tampone a tappeto, una puttanata. Se vi suona il campanello per fare queste robe qua, sappiate che non c'entra nulla, questa è una fake, peraltro con una carta intestata sbagliando anche il direttore della clinica che non c'è più perché è andato in pensione, quindi hanno utilizzato anche una carta intestata sbagliata. Ma lo dico a beneficio dei cittadini, soprattutto padovani, perché c'è stata segnalata su Padova questa partita. Peraltro non riporta una firma, però gira sto foglio, cioè a noi non risulta che ci sia un'iniziativa porta a porta e dove si dice ai padovani di restare in casa ad attendere qualcuno che suona il campanello, cioè non siamo il 1° aprile, però è prossimo, effettivamente. È oggi? Oggi è il 1°? 1° d'aprile. Dopo Eracleonte, ragazzi. Però era bella quella di Eracleonte. No, guardate, cioè, tra Zaia che porta il fake Eracleonte, che ha portato una roba di grande qualità, e quelli che si sono beccati i falsi Modigliani, chi è che è stato più forte? Io ho portato una bella roba. Cioè, io ho portato un pezzo di storia moderna e continuo a dire che quel brano che vi ho letto, non so di chi sia a sto punto, colpa mia perché ho fatto una breve verifica e non sono andato ad approfondire, ma il brano è un brano di qualità, fra l'altro anche di pathos, per cui l'appello che faccio io, se ha coraggio di dire, cioè, se l'autore ha il coraggio, ma un coraggio da poco, dire sono stato io, cioè, io penso meriti un premio uno che scrive una roba del genere.
anche perché ci ha permesso di comunicare. Io ho visto tanta gente che aveva gli occhi rossi sentendo leggere questa no, poesia, questa riflessione più che una poesia, perché poi non, questo brano, definiamolo così, sembrava quasi un estratto di un brano. Insomma, ho evitato oggi di portarvi i Promessi Sposi, Monati o altre robe, perché poi ho anche pensato di recitarvi qualcosa a memoria, potrei recitarvele, io le poesie le so quasi tutte, però dico, vabbè, poi cominceranno a dire ma perché Leopardi e perché Carducci, Carducci e Leopardi gli so bene, ma anche molte del Manzoni. Però dico, al di là delle battute, mi serve per dirvi cosa, che l'essenza di quella cosa che vi ho letto ieri, di quella poesia, definiamola, direi di quel brano, è esattamente quello che dobbiamo fare. Cioè il tempo è galantuomo su questa partita, il tempo pulirà tutto. Ovvio che noi nel frattempo dobbiamo evitare di non giocare contro il tempo. Cioè noi possiamo, come si può dire, velocizzarlo questo tempo di attesa se rispettiamo le regole. È un sacrificio, ma invito ancora al rispetto delle regole. Domande ragazzi che poi andiamo via. Presidente, se posso, un veloce Prego. commento sulla circolare del Viminale che sta creando una pioggia di... No, guardate, c'è anche una, mi permetto di dire, allora passeggiate, allora, funziona così, nei 200 metri, entro i 200 metri da casa si può uscire, ovviamente evitando di radunare tutto il contado o i parenti e fare una partita di calcio, si va in solitaria con il bimbo eccetera, senza fare assembramenti, entro 200 metri da casa che sono 263 passi, in Veneto funziona così. E ringrazio i veneti e per primi i ragazzi perché la stanno rispettando. E i dati li vedo qui, ragazzi. I dati io li vedo sui dati delle terapie intensive e dei ricoveri. Oggi il primo giorno con meno 14 ricoveri. Se qualcuno deve andare al bancomat, che è un motivo indifferibile perché se resti senza soldi, o devi andare a fare la spesa, o devi andare a fare qualcos'altro che va oltre i 200 metri e c'è il bimbo a casa che nessuno te lo tiene, te lo porti dietro, punto. Ma il che non significa che si va a far passeggiate. Penso che al di là della circolare ho visto un'agenzia del ministro, uscita forse stanotte, ho visto che ha chiarito questa posizione. Ai veneti dico state a casa, se dovete sgranchirvi le gambe o fare due passi o prendere una boccata d'aria a 200 metri dalla vostra abitazione, punto. Tutto quello che è oltre 200 metri deve essere farmacia, supermercato, edicola, banca, insomma le cose urgenti che non sono indifferibili, che non si possono rimandare. Quindi per me questa partita non è neanche nata, è chiusa così. Cioè non esiste pensare che in Veneto si possa andare a passeggiare. Cioè l'unica deroga che abbiamo dato per il movimento è quella dei disabili e degli autistici, che mi sembra un fatto di civiltà, insomma. Cioè. Sì, anche perché il contenimento dei ragazzi autistici, ci dicono i genitori, passa attraverso l'attività fisica, il fatto di poterli fare camminare, cioè, quindi l'assessore è stata tempestiva, ha adottato subito questo. Altre domande? Sì. Rosato poi Parisi. Ancora sull'ordinanza, perché ci sono arrivate diverse mail di gente che si chiede, che effettivamente tu hai già risposto, però siccome questa circolare continua a parlare in termini di prossimità di casa, mentre la tua ordinanza è circostanziata 200 metri, confermo. Allora, nei 200 metri si può portare a spasso un bimbo, per esempio. Certo. Certo. Prima tu accennavi il fatto che hai già steso l'ordinanza che sarà prorogata, no? Rispetto a questo aspetto è confermato. Poi dici qualcosa? No. No, perché attendo di vedere il provvedimento che uscirà stasera da parte del governo, che darà la stura. Sembra che il governo confermi le misure, ma voglio vedere il provvedimento perché di conseguenza noi cercheremo di fare il nostro, che sarà sicuramente più restrittivo, di questo poco ma sicuro. Però guardate che nelle vicinanze, anzi o meglio in prossimità forse era il termine dell'abitazione, se andiamo
a guardare il significato della parola è molto più restrittivo di 200 metri. Se trovi uno pignolo, la prossimità non sono 200 metri. La prossimità vuol dire quasi camminare radenti al muro. Estremizzo il concetto, però tutti dicono ma Mazzai ha fatto un'ordinanza troppo restrittiva. Secondo me è un'ordinanza che comunque fa chiarezza, i 200 metri. E perché 200 metri? Perché se fossero 500, che potrebbe andare benissimo in un paesino di campagna, 500 metri se li piazzi su Venezia o sul centro di Padova ti fai tutto il giro della città, cioè vuol dire che riporti tutta la gente in piazza. Per questo abbiamo i 200 metri. Sui tamponi, Sì. allora, ci hanno segnalato questo, che l'azienda ospedaliera di Padova dichiara una capacità di processo di tamponi pari a 1000 tamponi al giorno. Riesce a farne di più. 3.000. Questo ci hanno detto però. No, il dottor Flor dice 3.000. Ne hanno circa, forse 9.000 in frigorifero, perché lì affluiscono tutti quelli delle altre aziende ospedaliere, gran parte delle altre USL del Veneto, che si stanno attrezzando per farseli in casa. Come i tempi d'attesa dichiarati medi stanno superando i 6 giorni. È vero? Ecco, e questo magari può anche ingenerare stati d'ansia in persone che sono magari Giustissimo. di rischio. Non è forse il caso di, non so, calibrare la somministrazione di questi tamponi per evitare accumuli? No, ma guarda, il tema è uno solo, che questi accumuli ci sono stati perché non manca il tampone e l'operatore, ma manca il kit e quindi c'è stato sto accumulo. Adesso cerchiamo di evadere, tanto è vero che Flora anche stamattina l'ha detto, guardate, fermatevi dai territori a mandarmi perché bisogna cercare, stanno facendo su più turni, stanno lavorando, stanno facendo un bel lavoro. Molte USL, prendo l'azienda ospedaliera di Verona, ha triplicato la sua capacità perché è partita da 300, adesso arriva a 1.200 al giorno e altri, insomma, penso, non so, tanto per citarne uno, Simoni che dipendeva dagli altri, adesso è diventato autonomo, quanti ne fa? 600, 700 al giorno, 500 al giorno, Orasi. Abbiamo addirittura interessato anche i privati, per cui diamo anche tamponi ai privati da processare. Insomma, guardate, di esperti che possono spiegarci come funziona il mondo ce ne sono tanti, però oggi purtroppo, per fortuna, a bordo campo ci siamo noi. Cioè, guardate, le stiamo pensando tutte sul tema tamponi, però ciò non toglie che comunque noi abbiamo oggi in canna, dove sono qua? Allora, prima della Corea. La produzione di questi reagenti sta avvenendo. Treviso la sta seguendo, ma anche il professor Crisanti a Padova, so che Treviso sta facendo un altro lavoro, che è il dottor Rigoli. Se volete sentire il dottor Rigoli vi dice cosa sta facendo. Prima c'era la collega Parisi. Prego. Sì, ho appena detto, nel senso che negli ospedali in house stanno facendo delle verifiche per poter, come si può dire, a parità di macchinari, avere dei kit di reagenti fatti in casa perché non abbiamo forniture sufficienti per fare tutti i tamponi che vorremmo fare. Cioè c'è il tampone, la macchina e il reagente da mettere nella macchina. Tampone ce l'abbiamo, quasi tutti ce l'abbiamo, c'è lo stecco. Le macchine invece ce le abbiamo dappertutto, il problema è fare il pieno. Cioè, sta cominciando a mancare il carburante, ve l'ho banalizzata così è chiaro a tutto. Ecco, un'altra cosa mi rifaccio anche alla domanda Prego. che ha anticipato il collega Filippo, per quanto riguarda l'ordinanza restrittiva, lei è in attesa del DPCM? Sì, uscirà stasera, Ecco, diceva che immagino. sì, che così sembra che preveda le nuove restrizioni, le proroghe fino al 13 aprile, sembra. E per quanto attiene invece all'ordinanza regionale ci saranno delle novità, sempre dal punto di vista restrittivo? Sì, però come ripeto non posso anticiparle perché voglio vedere il DPCM. Il DPCM non ci dice solo che prorogherà, immagino,
ma ci dirà anche quali sono i presupposti indirettamente per le nostre ordinanze. E immagino che le argomentazioni siano sempre quelle delle sopravvenienze, dei dati, per dire noi abbiamo dei focolai nelle case di riposo, è inevitabile che finché hai questi focolai tu devi dire a tutti state tranquilli a casa, buoni, perché sennò viene fuori casino. Posso chiedere, per quanto riguarda l'economia, Confindustria sembra stia spingendo per l'apertura prima possibile Hanno ragione. delle attività produttive. Voi, cioè, mi sembra di aver sempre capito che tentate di contemperare le due esigenze. A questo punto, in questo prossimo provvedimento non ci sarà nulla? No, guardate, io da quello che si intende il governo prorogherà tutto fino al 13 aprile e quindi immagino che fino a Pasqua non se ne parla. Vi dirò anche che oggi, in questo momento, non ci sono le condizioni. Cioè riempire le strade e le fabbriche con il contagio che non è sparito, potrei dire che forse è sopito, ma comunque c'è, perché i dati ce li abbiamo, 2000 persone in ospedale ce li abbiamo e 350 in terapia intensiva ce li abbiamo, oltre a tutte quelle che sono in terapia semi-intensiva, che non è proprio una passeggiata. Io penso che noi dobbiamo intanto fare in modo che si vada a cementificare bene come si può dire, la diga rispetto al virus, per evitare il caso Hong Kong. Dall'altro bisogna fare in modo che le imprese riescano sicuramente ad aprire, e guardate che il test sierologico è quello che abbiamo in mente, che vi ho detto anche ieri, va in questa direzione, perché si rivolge anche ai lavoratori poi alla fine passata la fase sperimentale, e penso che sarà utile alle nostre imprese, cioè avere la patente di immune, no? Che ti sei immunizzato e hai il tampone negativo, vuol dire che non ti ammali più. È pensabile che anche le aziende possano fare questi... Ma io penso che finita la fase sperimentale, l'obiettivo è sicuramente quello. Dall'altro dico un'altra cosa, l'Europa, e guardate, non ve lo dico per far casino, però se l'Europa è la madre di tutti, si è dimenticata di qualche suo figlio. Cioè noi non possiamo pensare di tornare alla riapertura delle imprese sapendo che c'è un paese europeo che stanzia 550 miliardi, cioè il paese al mondo che ha stanziato più soldi ad abitante, perché gli Stati Uniti hanno stanziato 1100 miliardi, se li rapportassimo agli abitanti della Germania gli Stati Uniti dovevano stanziarne 1500 miliardi. Sì, fra l'altro sono anche dollari, e quindi doveva versarne molti di più. Allora io dico, voi capite che quando si apriranno di nuovo i mercati e le attività, l'Europa deve garantire che tutti siano le griglie di partenza in ugual misura, con le stesse potenzialità, perché è inutile che ci siano fatti le seghe mentali per anni sentendoci dire all'Europa che bisogna evitare gli aiuti di Stato, bisogna stare attenti ai trust e tutte queste robe, e poi ci ritroviamo che usciamo dall'emergenza sanitaria e ci ritroviamo le nostre aziende diroccate e distrutte che dovrebbero andare sul mercato, e quelle tedesche che sono tenute in vita alla grande con un investimento come questo. Qualcuno potrebbe dire sono soldi dei tedeschi, sì, ma siamo in Europa. E ripeto, a noi dei grandi messaggi dei leader europei che dicono Italia, forza, avanti, ce la farete, vogliamo vedervi come prima, non ce ne facciamo nulla. Bene, è un atto di cortesia, giriamo pagina, vogliamo vedere i soldi. L'Europa è latitante e sta legittimando una rendita di posizione che avrà la Germania che sarà paurosa. Io non ce l'ho con la Germania, ce l'ho col fatto che non è impensabile pensare di lasciare e dar per perse realtà come l'Italia, la Spagna, piuttosto anche la Francia, perché ancora non si è ben capito cosa faranno. Cioè stiamo veramente assistendo a un atteggiamento europeo che è inconcepibile e insostenibile. Dimmi Maria. Volevo sapere, forse non ho sentito prima, di quanti giorni indietro il modello macro? Ormai sono 6 giorni. Sono 6 giorni, però guardate, non voglio far terrorismo psicologico, però non vuol dire nulla, perché questo qui è come, è un Big Bang, no? Può essere positivo che comincia, e per questo dico che questa è la settimana cruciale,
per avere una direzione, o può essere un Big Bang negativo, cioè che magari fra un'ora mi chiamano e dicono è scoppiato un focolaio, stanno arrivando in pronto soccorso un sacco di pazienti. Oggi viviamo in presenza del virus, voi avete tutte le mascherine, tranne noi due, che per ovvio, per un motivo anche come si può dire, di comunicazione più semplice, è così, però siamo con le mascherine perché c'è il virus. E ricordo che il virus, i giapponesi sono riusciti con una termocamera a 0,1 micron vederlo nell'aria. Non è che il virus tu vai per i campi lo trovi nell'aria, ma è pur vero che se c'è un positivo contagiante lo emette con uno starnuto. Questo anche mi riferisco ad esempio a terrazze così vicine come vedete qui, bisogna stare anche un po' attenti a fare tanta baldoria sui terrazzini, perché se c'è qualche positivo, c'è un colpo di vento, ne sistema un palazzo. Lo dico semplicemente perché dal punto di vista epidemiologico funziona così, quindi cercate di stare più protetti possibile. Continuo a dire che le mascherine devono essere messe in vendita, ovviamente finché si può le regaliamo, noi le stiamo distribuendo, ma bisogna creare le condizioni, l'ho detto alla Protezione Civile Nazionale, affinché vengano importate e non sequestrate, perché i cittadini se le trovano al supermercato se le comprano ed è giusto che abbiano la possibilità di comprarsi le mascherine. Io darei un giro di giornali, poi torniamo al giro interno. Luca Fiorini, Arena di Verona. Ho visto che ARPA ha finito i sopralluoghi per la riapertura di 4 ospedali, Isola della Scala e Zegno. Cosa verrà aperto, in che tempi e con quali dotazioni? Ma guardate, questi fanno parte di 5 ospedali che abbiamo riaperto, sono 740 posti letto e sono, diciamo, dei polmoni che abbiamo lì a disposizione. Hai capito? Quando tu vai in guerra non è che dici vabbè, mi compro una scatola di cartucce e mi basterà. Noi abbiamo comprato l'armeria intera. Lo dico a tutti quei premi Nobel che ci verranno a dire tra qualche mese hanno rispolverato e riaperto Valdobbiadene ma non abbiamo mai visto un paziente. Magari fosse così, però noi abbiamo messo in piedi, senza che nessuno se ne sia accorto, in 10 giorni 740 posti letto. Se volete prendetevi la briga di andare in uno di questi, vedete dei vecchi ospedali rimessi in funzione con le lenzuola già preparate sopra i letti nuovi. Buoso Ansa, parzialmente abbiamo già risposto, l'ultima circolare del Ministero dell'Interno, quella sulle passeggiate, può confliggere con i 200 metri dell'ordinanza all'Atalia? No, cioè resta valido nei 200 metri, ma immagino che anche il Ministro non possa che confermare questo. Cioè io non ci vedo nessun conflitto, nel senso che dopo l'agenzia, diciamo, che è esplicativa e chiarificatoria, direi che io non mi sento di aggiungere altro. Aldo Lanzani, Presidente, lei ha detto che state ragionando sulla ripartenza, ovviamente, dell'economia del Veneto. Quali criteri al momento lei ha in mente? Ma guardate, non anticipiamo nulla, anche perché non vogliamo mettere troppa carne al fuoco. È ovvio che il tema sierologico è un tema importante. Se riusciamo a metterlo a sistema ci aiuta moltissimo anche sul tema della ripartenza e della riapertura. Certo è che sarà un soft landing, cioè non potremo pensare di ripartire ritirando indietro le lancette dell'orologio 2 mesi fa e dire era il mondo di prima. Sarà invece un atterraggio morbido che avrà ancora mascherine, avrà ancora distanze, avrà più immunità, ci sarà questo gregge che si formerà sempre di più dal punto di vista immunitario, finché andremo a riappropriarsi della nostra vita. Però è un percorso questo. Giorgio Malavasi, Gente Veneta, fra 2 giorni appunto uscirà il decreto del governo per sostenere l'economia e far ripartire le imprese. Ha un suggerimento particolare? Quali settori lei sosterrebbe con particolare forza? Tutti alla tedesca, 550 miliardi. Sono 90 milioni di abitanti e noi siamo 60 milioni, vuol dire un terzo di meno, quindi 5, 10, 15, vuol dire che se si mettono 500 miliardi siamo alla pari dei tedeschi. Ho fatto anche uno sconto. Giacomo Muzzo, giornale di Vicenza, lei ha detto che sta lavorando per nuove terapie intensive addirittura oltre le 800. Sì, noi continuiamo a comprare e allestire e spero che alla fine ci siano letti mai toccati, però è impensabile con un'emergenza come questa
prendere, riporre le armi e dire è finita. Non è finita. Bene, io vi lascio la parola, se qualcuno ha... Io avevo una domanda. Prego. Ieri sera ti abbiamo sentito anche un po' dialogare a distanza, comunque col professor Galli, infettivologo, eccetera. La domanda che tutti si fanno, non ci aspettiamo naturalmente una risposta cronologica da calendario, ma insomma ci sono un po' due scuole di pensiero. C'è chi vorrebbe accelerare almeno parzialmente, come dire, allentare le misure restrittive in tempi anche ravvicinati, diciamo entro aprile. Chi invece, mi pare soprattutto sul fronte scientifico, ma forse anche tu sei di questa opinione, dice che non ci sono le condizioni entro aprile per allentare. Insomma, volevo sentire il tuo pensiero. Ma guarda, io penso ai cittadini che stanno facendo il più gran lavoro che mai siano stati chiamati a fare, che è quello del rispetto di regole che mai avremmo pensato di dover rispettare, perché di fatto viviamo da reclusi, inutile che ci nascondiamo dietro al dito, e quindi i cittadini sono i primi da ringraziare, i ragazzi per primi. Quindi a nessuno piacciono le restrizioni, però vi ripeto che l'effetto Hong Kong noi dobbiamo evitarlo, perché un effetto Hong Kong in una comunità produttiva come la nostra e non finanziaria significa non cadere più in ginocchio, vuol dire essere stesi del tutto. Ovvio è che io immagino che fino a Pasqua non se ne parla proprio. Sarebbe già un grande risultato di cominciare a pianificare qualcosa dopo Pasqua, però tutto dipende dai dati epidemiologici che abbiamo, perché comunque tutto deve essere messo in sicurezza. E guardate che sono io il primo a dire che bisogna ripartire, non si discute su questo, però è pur vero se considerate che i primi giorni facevamo delle considerazioni, no? Sembrava fosse una roba che bastava una settimana, una roba veloce, eravamo verso il 20 di febbraio. Anche molti imprenditori sostenevano che era sbagliato chiudere, poi quando si sono cominciati a vedere i morti, ne abbiamo 466, 458, quando si sono iniziati a vedere i morti, allora tutti hanno cominciato a prendere seriamente questa partita. Ragioniamo all'inverso: se avessimo tenuto aperte le imprese, cosa sarebbe accaduto? Avremmo avuto un contagio collettivo, avremmo avuto molti più morti, molti positivi, molti malati. Le imprese cosa avrebbero fatto? Avrebbero comunque chiuso. Quindi è un danno che... Prego? Sì. Beh, abbiamo discusso di quello, però è difficile davanti a un fatto nuovo come questa emergenza, se ricapitasse tra qualche anno, lo sappiamo tutti cosa dobbiamo fare, spegnere l'interruttore subito, ma subito, cioè la sera di Vo bisogna fare subito un'ordinanza e dire tutti a casa. Avremmo isolato un sacco di gente, avremmo pescato i singoli focolai che sarebbero stati microscopici, ovvero familiari, ma non avevamo neanche la cultura. Ragazzi, diciamocelo fino in fondo. Adesso abbiamo la cultura che se famo a pizza a casa tutte le sere, se famo lo spritz con la videochiamata, altre menate del genere, ma fino allora sembrava fantascienza. Voi capite? Freud diceva che l'uomo è l'essere animale più adattabile che ci sia. Questa emergenza lo ha dimostrato. Abbiamo cambiato la nostra vita e ormai ci sembra quasi è quotidiana, no? Ma non si era capito neanche la pericolosità del virus. Sì. Quello è stato l'errore. Guardate, si parla sempre della politica, forse dovremmo parlare anche del mondo scientifico ogni tanto. Ma lei ha usato 473 che è però senza l'extraospedaliero, perché io le Sì, è 4,99. Ma considerate però, è stato messo lì perché stiamo parlando delle case di riposo, parte delle case di riposo, i morti in case di riposo dovrebbero essere più o meno una 43-45. Qual è il tema? Che abbiamo anche un problema di validazione, perché capite che abbiamo una mortalità nelle case di riposo che c'è su 30.000 ospiti, è inevitabile che ci sia un flusso anche di mortalità. Quindi
per validare il dato andrebbe incrociato con le patologie. Allora abbiamo fatto, per onestà intellettuale, un comparto a sé, che è una via di mezzo tra il coronavirus e altre patologie. Siccome in questo periodo li abbiamo messi lì, in poche parole. Ecco, Presidente, un'ultima... Però tutti danno comunque, per le statistiche, tutti danno l'ospedaliero. Tornando alle nostre imprese, no? Riaprire con cautela, cadenzialmente, con i test sierologici. Scusate, non è corona. Prego. Riaprire cadenzialmente con cautela con i test sierologici. Quando potrebbe finire la sperimentazione, più o meno? Guardate, c'è un problema di capacità, perché stiamo parlando di 2 laboratori, si stanno attrezzando. La capacità comunque sarà importante di analisi. Partono con questo primo test e dopodiché si va a sprombattuto, nel senso che voi dovete vedere i 3 sistemi che si compenetrano, no? Il tampone, il test anticorpale e il sierologico. Sono 3 strategie diverse per 3 3 modalità diverse per 3 strategie diverse. Basta ragazzi? Posso andare? No, il collega Brindis diceva se potevi rimanere che doveva farti una battuta a parte, immagino anche altri, se potevi... Come immagino anche altri. Forse anche altri avranno spesso richiesto di farti una battuta a maggio, non lo so. No, cioè... Vabbè, allora facciamo... non lo so. Ma non ho capito, dov'è Brinis? Non c'è neanche Brinis. Ma non riesci a farla così come abbiamo fatto e basta. Fatemi la domanda e via. Cioè, Carlo. Non so, me l'ha chiesto. Ah, ho capito. Vabbè, niente. E niente, aspettiamo che entri, scusa. Scusami Carlo. Dov'è? Ciao. Paolo, ascolta, riusciamo a farla così? Mi fai la domanda e la facciamo a distante. Sì, dobbiamo tirare l'asta a caso, dai. Grazie. Si arriva? Dai ragazzi che devo andare avanti. Boh, via, ditemi. Stai tranquillo. Stai sereno. No, scusa, mi parli così. Stai sereno, ecco. Là, Va, via. là. Presidente, una domanda che comunque è già stata fatta. Il Viminale ha detto sì all'uscita dei minori, che poi non si capisce bene, no, minori fino a 18 anni, con i genitori. Lei che dice? Ma guardi, mi sembra che anche l'agenzia che è stata fatta successivamente dal Viminale chiarisca la questione. Per il Veneto resta fermo che si può uscire di casa nel raggio di 200 metri senza creare assembramenti. Il tema dell'accompagnare il minore penso sia ormai chiaro che è riferito al fatto ai viaggi scusami. E spendo quello a fare lì? Spegno, ok. Funziona, ecco. Dicevo che a me sembra chiaro che in Veneto funziona sempre nella solita direzione dell'ordinanza. Si esce di casa per prendere una boccata d'aria, fare 2 passi nel raggio, nella distanza dei 200 metri da casa. Penso che il Viminale abbia chiarito la sua posizione relativa all'accompagnamento del minore nel momento in cui ci siano degli impegni indifferibili, come andare a fare la spesa piuttosto che andare allo sportello bancario o in farmacia, che il minore che non si può lasciare da solo lo si porta e viene accompagnato, tutto lì. Buon lavoro, buongiorno, grazie.